Buonasera a tutti, ancora benvenuti al telegiornale del Veneto. Rinaturalizzare il territorio e dunque far tornare aree edificabili agricole o verdi è quello che prevedono le cosiddette varianti verdi introdotte da una legge regionale 2 anni fa. Ebbene, in Veneto le ha prese in considerazione un comune su 2. Noi siamo andati a Montebelluna. Il servizio di apertura è di Matteo Mokorovicic. 27 le avevano valutate nel 2016, altre 25 sono state vagliate quest'anno dalla Commissione Urbanistica. Il comune trevigiano di Montebelluna è tra i primi in Veneto che ha spinto in questo senso. Si chiamano varianti verdi e sono state introdotte dalla legge regionale del 2015. Prevedono la modifica di destinazione d'uso di aree di proprietà privata. In sostanza, da edificabili, quelle aree tornano ad agricole o a verde privato. Le proposte approderanno in Consiglio Comunale, spiega il sindaco Marzio Favero, verosimilmente entro fine anno, quando verrà discussa l'approvazione della variante al piano degli interventi. L'idea della speculazione edilizia è tramontata e quindi molte persone cominciano a ritenere che sia più interessante tornare a dare al proprio terreno una destinazione o agricola o a uso verde privato, anche per non pagare Tasi e IMU. Il nocciolo è recuperare territorio in una regione dove parecchio è stato destinato al mattone e al cemento. Le varianti verdi sono una possibilità. I numeri forniti dalla regione dicono che le hanno prese in considerazione 231 comuni su 518, praticamente 1 su 2. Significa quasi 1200 ettari di terreno tolti all'urbanizzazione in una regione dove il suolo consumato tra il 2012 e il 2016 ha sfiorato i 2000 ettari e dove si stima che ci siano qualcosa come 10-15 mila capannoni rimasti vuoti dopo la crisi. Bisogna invertire la rotta, dicono gli ambientalisti, che giudicano positivamente qualsiasi strumento vada in questo senso. Siamo giunti a livelli insostenibili di consumo di suolo, però è indispensabile che le amministrazioni, adottando questi sistemi, si cerchi di dare un contributo a fermare quello che è un consumo di suolo ormai importante.